E a proposito di morti bianche, i dati continuano a dipingere una realtà drammatica. Se infatti i decessi dovuti al Covid sono drasticamente diminuiti, quelli per incidenti nei luoghi di lavoro o durante il tragitto aumentano del 164%. Lucia Cappelletti. Le morti nei luoghi di lavoro in Italia e anche in Veneto sono tornate a crescere. Analizzando i dati INAIL elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza di Vega, la diminuzione degli incidenti mortali su base annua si rivela infatti solo apparente. A ridursi drasticamente sono esclusivamente i decessi dovuti al Covid, mentre quelli per altri tipi di infortunio aumentano. A dirlo le cifre aggiornate a luglio. Gli infortuni sul lavoro connessi col Covid sono stati solamente 11, contro i 367 dell'anno scorso. Questo significa che se noi consideriamo solo gli infortuni non Covid, quest'anno rispetto all'anno scorso registriamo un aumento del 164%. Nella nostra regione l'incidenza di morti ogni milione di occupati è di 18,7, più alta della media nazionale che si attesta al 18,3. Nei primi 7 mesi del 2022 gli incidenti con esito mortale sono stati 39 in tutto il Veneto, 60 se si considerano anche quelli avvenuti durante il tragitto casa-lavoro, 7 in più rispetto al 2021. Il Veneto in questo momento, e quindi secondo i dati aggiornati a luglio, ha ben 4 province in zona rossa. Cosa significa zona rossa? Significa che queste province hanno un'incidenza degli infortuni nettamente superiore rispetto alla media nazionale. Quindi direi che la situazione è preoccupante. Tra i settori più colpiti al primo posto trasporto e magazzinaggio, a seguire costruzioni e attività manifatturiera.